Però Schiazza, mister della Sestrese, una vittoria sofferta. Un primo tempo dove la Sestrese è apparsa superiore, poi dopo il gol siete andati in tilt. Non è che siamo andati in tinta, abbiamo fatto i primi 35 minuti che secondo me potevamo, oltre al 2-0 potevamo fare degli altri gol. Non li fai, il primo caldo estivo e siamo andati un po' in sofferenza, ma ci stava anche, voglio dire, il Bayardo si giocava tutto per tutto e con la sconfitta pregiudica un po' la sua situazione. Vediamo un po' ora l'ultima partita come andrà. Noi tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, ora vediamo se siamo un po' fortunati riusciamo a qualificarci, se no va bene lo stesso uguale. Ma il calo dopo 35 minuti ci sta, avevamo fatto 35 minuti veramente importanti. E poi nel secondo tempo è uscito il Baiardo, ma devo dire, tranne in un'occasione che è stato bravissimo il nostro portiere, non ci hanno mai inserito, anzi con un po' di furbizia potevamo chiuderla 3-1. Domenica prossima diciamo che è una partita a spareggio con Rapallo. Sono tutte partite a spareggio, anche questa di oggi è una partita a spareggio. Già arrivare in un torneo così a giocarsi qualificazione all'ultima partita con queste armate, perché per me Rigona, Fezzanese, Rappallo e ci metto anche il Baiardo sono armate, per me la squadra ha fatto benissimo, ecco. Parlando dei tuoi, bene bene, Bazzurro e Mazzedda. Noi come al solito giochiamo con tanti fuori quota, oggi Azzurra e Mazzetta che per me sono due titolari, ho la fortuna che sono due fuori quota, perciò tanta roba, sono sempre, anche l'altra volta mi hai detto che Mazzetta era stato uno dei migliori. Sì, è un giocatore che mi sta impressionando partita dopo partita. No, è un giocatore con tanta corsa, con tanta qualità, pensa che lo utilizziamo in un ruolo che non è neanche il suo, ecco. Perché quale sarebbe? Esterno, proprio esterno, d'attacco dei tre. Con noi gira un po' dietro così, fa un po' quello che vuole, all'occorrenza in fase difensiva marca il regista avversario. Grazie.